Buonasera e bentornati a Candiani Factory, il programma televisivo del Centro Culturale Candiani di Mestre in collaborazione con Venezia Spettacoli e Telechiara. Anche quest'oggi inizieremo con i comici di Cabaret Candiani che saranno capitanati da Cesare Gallarini. Vedremo poi il cortometraggio vincitore di Raccontare Mestre, La luce giovane, di Enzo Tataranni ed Elisabetta Favaretto. Parleremo nel nostro spazio interview della città con i curatori della mostra Paesaggi di Transizione e chiuderemo con l'agenda con gli appuntamenti del Centro Culturale Candiani di Mestre per tutta la prossima settimana. Buona visione! Bentornati a Candiani Cabaret! L'ospite di questa sera è Cesare Gallarini. Là dietro c'è uno con maglioncino verde, bellissimo, pistacchio, stupendo, e lui dovrebbe farmi le domande alle quali io poi darò delle risposte. Microfono su. Questo programma è offerto da Corriere del Veneto. Dal Teatro Candiani, Cabaret Candiani, ovvero, te la ricordi Chiara Candiani? Sigla! Il nostro padrone di casa è Cesare Gallarini. Scusate, ma non c'entro niente io, c'è un problema che Chiara Candiani, che io conosco tra l'altro molto bene, mi ha detto di sottoporvi. Qualcuno di voi deve aver posteggiato un'auto, non so, vi leggo la targa perché è importante, perché ci sono i vigili qua di Mestre e di Venezia. La targa è AX 28 32 45 9985 872 64 665 413 1791 8832 99415 632 665 142 0083 8495. La macchina è posteggiata benissimo, la targa impedisce il passaggio. Ha bloccato qua tutto. Vabbè, siccome, grazie per questo applauso pietoso che arriva dal lato est, siccome io chiedo scusa perché mi ha detto vai con un abito bello, questo qua è il look che ha disegnato per me mia madre, il famoso Mamma Look. O capire veloci mica tontoloni, belli svegli, vi voglio, belli svegli, muovere il cervellino, non stiamo... Siccome è una serata molto importante questa qua, ho deciso di registrare questa serata. Ho portato con me un impianto a cassette. Mi chiede che marca è, è uno Sharp, non lo vede? Ecco, questo qua è il livello massimo della serata, per cui fate un po' voi. Oh, sono stato qui a Mestre perché finalmente è arrivato il mio elettroencefalogramma. Piatto, brava signora, siamo allo stesso istituto, perfetto, è importante. Io amo tantissimo viaggiare, difatti sono qui in vacanza perché praticamente io 3 anni fa sono andato in vacanza al mare, è stato bellissimo, tra l'altro mia moglie è rimasta anche incinta, bello. 2 anni fa sono andato in vacanza al lago, bello il lago, rilassante, mia moglie è rimasta incinta anche 2 anni. L'anno scorso vado in vacanza in montagna, stupenda la montagna, mia moglie è rimasta incinta anche l'anno scorso. Quest'anno ho detto, quest'anno vado a Mestre e mia moglie viene con me. Perché è importante questa cosa, se no ogni volta, belli, dai, non è che ce la dobbiamo fare, non è un problema. No, ma sono stato in Svizzera, e la Svizzera è un paese stupendo. Per andare in Svizzera ho fatto un giro un po' sono stato anche a Berlino. Berlino è una città bellissima. Quando arrivo a Berlino ho visto un berlinese, a parte c'erano di quelle teutoniche che erano con delle teutone, vabbè, questa qua ve la spiego poi domani, con calma. Ho visto questo berlinese molto distinto fare la pipì addosso ad un altro berlinese, anche lui molto distinto, che a sua volta faceva la pipì addosso all'altro. Li ho guardati e gli ho detto, il muro l'hanno buttato giù. Questa, ho capito, da questa... Capire veloci, il muro, Berlino, giù, vabbè, non importa. Signora, non mi guardi con quegli occhi così. Nel 89 l'hanno buttato giù il muro. Capite? Se il muro non c'è, loro pensavano... Vabbè, è così. La Svizzera è un paese molto strano perché voi sapete che l'Europa ormai è unita, la Svizzera no. Difatti quando voi andate in Svizzera lo svizzero vi dice vai via comunitario.
Vabbè, non importa, non c'è problema, non c'è problema. Allora, via, tanto è vero che lo svizzero molto preciso, il doganiere, mi guarda, io lo guardo, lui mi guarda e mi dice alcol, sigarette, tabacco, droga. Dico no, grazie, ho la macchina piena. Un'ora ha mantenuto lì, ora che ha smontato la macchina. Vado in Svizzera, in un albergo bellissimo. Questo albergo si chiamava Guglielmo Hotel, bello, un po' problematica la sera quando ti portavano una mela, dicevi. Questo albergo era enorme, pensate, un albergo 5 stelle, più del mio frigorifero. Non posso stare qua tutta la sera a spiegarvele queste qua, lo so che queste sono un po' più sottili, signora, 5 stelle frigorifero? Capire veloci, belli. Comunque bello, grande albergo, un corridoio enorme, era talmente grande che tu pagavi un giorno in più di soggiorno per andare dalla tua stanza all'ingresso, bellissimo. C'erano dei personaggi importantissimi, c'era per esempio Guidoni, avete presente Guidoni? È il nostro astronauta, quello che è andato nello spazio, Guidoni, nello spazio, no? Uno si chiama Guidoni, lo mandi nello spazio. Bene, Guidoni era lì al ristorante, lui ha mangiato, alla fine ha chiesto il conto gliel'hanno portato, alla rovescia però. Poi c'era, attenzione, questo è molto importante, c'era Baldini, il nostro maratoneta, quello che ha vinto la maratona di Atene, grande Baldini, grande, veramente uno sportivo. Bene, Baldini anche lui era al ristorante, ha ordinato, il primo è arrivato dopo 3 ore, 5 minuti e 4 secondi. Il secondo è arrivato 30 minuti dopo, il terzo si è bruciato nel frigorifero, è così. Però perché sono andato in Svizzera? Sono andato per dimagrire. Loro hanno un sistema fantastico per dimagrire, cioè funziona così. Tu paghi 200 franchi, va bene, loro ti fanno entrare in una stanza, tu entri in questa stanza c'è una donna bellissima. Questa donna ti guarda, tu la guardi, lei ti guarda, tu la guardi e ti dice se mi prendi sono tua. Caspita, tu corri, non la prendi, però dimagrisci. Dico, va bene, allora aspetta che voglio perdere altri chili, va bene, 200 franchi, entro in una seconda stanza, una donna ancora più bella. Lei mi guarda, la guardo e mi dice, se mi prendi sono tua, caspita, e non ce la faccio, però ho perso dei chili, va bene? Voglio perdere tutti i chili che ho in più. 500 franchi, entro nella terza stanza, un nero, 2,10 m, completamente nudo, mi guarda e mi dice, se ti prendo sei mio. Ho chiesto anche dei chili ad un obeso che passava di lì che... Vabbè, io adesso vi saluto, grazie per questo applauso che calza a pennello. Io in chiusura vorrei farvi un gioco di magia che riesco a fare grazie ad un mazzo di carte magico che mi è stato regalato da uno stregone africano. Infatti questo mazzo di carte magico mi è stato regalato dal negro. Vabbè, io l'ho detta, poi non è che posso dire tutto io, non lo so che adesso io vado di là, che esco da quella parte lì. Posso uscire? Buonasera sindaco, buonasera, grazie, scusate se, buonasera, è stato molto gentile da parte sua, vado di qua. Buonanotte, popolo della notte, dal vostro DJ della notte, in diretta qui su Radio Notte Fonda. Questa notte Radio Notte Fonda è lieta di presentare, di ospitare il grande, l'unico, l'inimitabile Tony Sentimento. Ci sei Tony? Sei in diretta? Sì, Tony, sappiamo che Tony parla poco, ma regia, magari radio, sì, però ha sempre vicino a sé un traduttore. Traduttore, sei in linea, ci ascolti? Sì, salve, buonanotte speaker radiofonico, Buonanotte. Mi chiamo Agostino Paiusco. Ciao, e Agostino. sono qui, vai, spara tutte le domande che vuoi che io e Tony ti risponderessimo. Prego la regia di tradurre il traduttore. Dunque, sappiamo che Tony è un grande amico di Radio Notte Fonda, è un fan del DJ della notte. Certo, sì, guarda, dice che ti stima tantissimo, ti adora e ti serba nel cuore soprattutto. Digli che gli manderò una foto e l'autografo. Grande certo, Tony. non vedo l'ora di riceverla, speaker. Bene Tony, parliamo un po' del tuo tour. Sappiamo che tra poco partirà il tuo tour estivo che ti vedrà coinvolto in concerti in tutte le piazze e gli stadi d'Italia. Raccontaci di un po' di date. Vedi, speaker radiofonico, le date sono ancora in via di definizione, diciamo, ma ce ne ha talmente tante che ora sarebbe assurdo tediare i radioascoltatori con questa lista infinita. Hai ragione. Allora, c'è qualche news da raccontare del nostro Tony Sentimento? Sì, certamente. Tra poco uscirà il nuovo LP e Sì. pensa che ci sono grandi collaborazioni dal punto di vista dei testi. Immagino. Avrete collaborazioni con Mogol allora? No, Mogol. Allora con Cocciante? E chi è? Con Baglioni? Ma che? Con il sottoscritto Agostino Paiusco.
E se vuoi, speaker, potremmo recitare uno stralcio del prossimo brano di punta del nostro LP. Questo sarebbe interessantissimo. Popolo della notte, fan di Tony Sentimento, preparatevi ad ascoltare questo stralcio del nuovo LP di Tony Sentimento. Vai, Agostino. Sei fermo e non ti muovi. Non te ne puoi partire. Sei fermo e non ti muovi e ciò ti fa soffrire. Sei fermo e non ti muovi e tutti vanno avanti. Sei fermo e non ti muovi, rimani solo e canti. È bellissima questa canzone, una canzone che parla della difficoltà di essere uomo. Grazie Tony, grazie Agostino e buonanotte. Grazie speaker, grazie. Tony, te l'avevo detto che avrebbe fatto successo il testo di "È caduta la catena della bicicletta". Siamo grandi, batti 5. Ah, che mito, Tony. No vengo dall'Iraq, vengo dal bagno. E il bagno è come una giungla, è piena di insidie. Non ci credi? Non ci credete? Una parte quando ci va mio cognato che dopo è come una camera a gas, ci devi entrare con la maschera. E il bagno è pieno di insidie, ma parlo di altre insidie. E il mio nemico numero 1 è la bilancia. La bilancia, come la odio la bilancia, altro che i Taliban. Pensa che ero della bilancia e sono tornata vergine. Parlo del segno zodiacale. E la bilancia bisogna salire senza darsi conta, non si deve accorgere, piano piano, fischiettando se è il caso. Ci sali sopra e speri che il ditino non si muova, che non si accorga. Poi sali, tutto inutile. Come lo odio quel ditino! E sembra dire no, hai perso chili, hai perso la scommessa con tua amica. E io che volevo denunciarla per falso in bilancia. Ma non è più reato, È stato depenalizzato. Penso sia stato Giuliano Ferrara. Claro, quando saliva lui la sua lancetta schissava in alto come le sciattole nel cielo. Però basta, adesso voglio farla finita. Bilancia, dove stai? Temato, bilancia, te faccio fuori, Stai attenta, non la fai franca. Vi state divertendo? Ma mi diverto io, Renato Di Giacinto dall'Intendenza di Finanza. E dopo vediamo. Mi conosco a tutti voi veneti, popolo di evasori. Come lei, con sta faccia da rappresentante di Cassa da Morto. Lei, come tutti i rappresentanti, quando va a fare benzina si incanta col timbretto sulla carta carburante. Con tutti i pieni che ha fatto dovrebbe avere talmente tanti punti che l'Agip, anziché un telefonino, gli dovrebbe regalare direttamente la cabina telefonica. E là arriva io, Renato Di Giacinto all'Intendenza di Finanza, dopo vediamo. Che poi in quanto rappresentante di Cassa da Morto, io e lei abbiamo moltissimo in comune. Lei la cassa la vende, io la cassa controllo che faccio gli scontrini. Lei entra in gioco quando il suo utente non respira più. Io quando entro in gioco il mio utente gli blocco il respiro. Solo che fino a quando io non sono suo cliente, lei può essere mio cliente. E può darsi che la venga a trovare prima io, Renato Di Giacinto. E dopo vedremo. Conosco a tutta a voi. Come l'ottico che ho accertato questa settimana. L'ottico del centro. Che sono andato a trovarlo e mi ha accolto con un buongiorno, mi dica. Ma di che? Senza buongiorno mi dica? Come? Senza buongiorno mi dica? Non me ne vedo bene. Cosa mi fa? Lo so, lei non ci vede bene. Sta lavorando da stamattina alle 7 e adesso non ci vede più dalla fame. Fate, senti Jonathan, che mi offri la merendina 3 volte tanto. Fa no,
Volevo offrirle un controllino al suo problema di vista, no? Le facevo un controllino al fondo. Ho detto, no scherziamo, di quale fondo stiamo parlando? Fa ma il fondo dei suoi occhi. Mi sembra che lei abbia un principio di cataratta. Faccio, ma guardi, effettivamente sto fine settimana ho preso un po' di freddo. Effettivamente c'ho sto problema di cataratta che... Ma fa, ma no, lei ha un problema agli occhioni. E te sì, e lei c'ha un problema agli ormoni, però. Insomma, non è l'unico problema che tenete. Ho scoperto che voi comprate gli occhiali dai cinesi. Ecco perché la gente non ci vede bene, gli vengono gli occhi a mandorla, tutti quanti. Perché lei la faccia finita, ha capito? È ora di finirla. E questo mi fa, ma no, se è un problema di montatura le rifaccio il montaggio. No, faccio il montaggio, a me non me lo rifà. Se lo fa fare a qualcun altro. Insomma, alla fine ho detto, senta, io ero venuto qua per fare un accertamento fiscale e mettere le spalle al muro. Ho pensato che quasi quasi è meglio che se me ne esco io qua a spalle al muro, va. E così a questo ho deciso alla fine di non fargli cadere sulla sua testa la mannaia del fisco. Tanto la mannaia a questo era già passata da qualche altra parte, va. Mannaia la miseria, mannaia... Zappalà, vieni. Zappalà, vieni qua, dai. Su, non essere timido, su, dai. Guarda che cabaret, cioè bisogna far ridere, è comicità, hai capito? Lo so che tu sei abituato a grandi palcoscenici e al teatro impegnato, vero? Vero o no? Sei un attore di impegno, un attore che sente, però è facilissimo, cioè basta che dici la battuta, capito? La chiusa, ti spiego la battuta? Sei pronto? Memorizza, eh? Allora, cosa fanno due formiche su una zolletta di zucchero? La settimana bianca. Va bene? Senti che potenza questa battuta, che forza. Ok, ora mi raccomando, se hai problemi mi telefoni, non buttare la recitazione, quella, no, capito? Stai semplice, vai, con forza. Mi chiami? Io sono di là, rispondo, risolviamo. Ti vedo bello sveglio, bravo. Bravo Zappalà, bravo. Ti vedo attivo, bravo. Mi chiami. Io sono un attore tragico. Ho fatto il terzo teatro, una volta anche il quarto e il quinto, però sono arrivato anche una volta primo. Ho fatto il primo. Vabbè, racconto la barzelletta. Allora, c'erano due formiche, un formico e una formica, meschini, che avevano vinto col gratta e vinci. Pronto? Come non hanno vinto? L'ho visto io. E quelli grattano con la monetina, mettono via le formiche. Ecco. Vabbè, il racconto era per dare un senso più drammatico, più tragico. Ecco, una trama, vabbè. Allora, vanno... Dice, abbiamo vinto. E dice, che facciamo? Andiamo a fare la settimana bianca. Dice, vabbè, andiamo a fare la settimana bianca. Comprano gli sci. Guarda come scio bene. E poi decidono di prendere un tè. E a un certo punto ci dice, amore, ce l'ha detto, ma hai portato lo zucchero? E lui ci risponde, amore, però guarda che tra noi ce lo possiamo dire, questo non è neve, è zucchero. E lei ci fa, sì, ma io voglio lo zucchero di canna. Pronto? Senti, a me questi risvolti psicologici... È che io te l'ho detto, senti, a me il cabaret mi fa cagare. Come te lo devo dire?
Buonasera, sono Luigino Marchetti, quello che ha comprato casa alla base NATO. Cioè, prima ho comprato casa, poi la base si è allargata e casa mia c'è finita dentro. Va tutto bene, eh? Abbiamo un bel rapporto, un buon vicinato. È finito lo zucchero, me ne puoi prestare? Sì. Mi presti la scala? Cioè, ti avanzano mica 2 bombe che abbiamo all'Afghanistan a cena e le abbiamo finite. Che il vero problema è che sono giovani, sono soldati, la notte bevono e poi bombardano. Solo che una notte io non ci ho più visto e ho detto devo dormire, ho detto basta, mi sono imposto. Infatti loro hanno smesso di bombardare e hanno fatto partire le radiazioni. Ora non dormo lo stesso perché se non c'è buio completo non prendo sonno, ero diventato fosforescente. Comunque, per farsi perdonare mi hanno regalato un gioco elettronico, no? Tipo PlayStation. C'è un bottone grosso rosso, no? Ed è un simulatore di bombardamenti. Io stavo lì a bombardare, il primo muro era l'Iran e l'Iraq. Poi mi sono stancato, ho acceso la televisione, incredibile. Era 3 ore che bombardavano l'Iran e l'Iraq, come il gioco, l'ultima versione. Domani provo con Marghera. Adesso vi saluto perché mi hanno invitato alla festa al circolo. Fanno il torneo di Mosca Cieca, che funziona così. Mi bendano, mi mettono attaccato al muro e poi devo stare fermo e zitto. Appena sento puntate, mirate, faccio un bel sorriso. Mi hanno detto che era per la messa a fuoco. Ci vediamo! Spero. Oh, sindaco, sapete che abita a Vicenza questo qua? C'ha pacco e bombe come che lei. Attento, ma... Ticata sì, sindaco, non te che mia qualche dottore da consigliarmi, perché ho mia moglie che non si sente tanto bene. Scusi, non ho potuto fare a meno di udire la vostra conversazione, dalla quale evinco che lei necessita di una persona esperta nell'ambito e nel settore medico-scientifico, ma può dire pure a me? Perché dite sì, dottore? No, ma a quest'ora non cata nessun altro. Tra l'altro lo sa che io assisto anche Tony Sentimento dal punto di vista medico. Allora, ora no, potrei dirti. Sta attento come moglie, che sia un periodo che... Cioè, non sei più quella di prima. Ah, si è risposato? Ma cosa capito? Intendo dire che non... Forse vuole dire che sua moglie non ha più lo smalto che aveva un tempo. Ma guarda, secondo me ho perso dentro la borsetta, ma con quel casino che anche se a furega 3 giorni non lo trova. Può darsi, ma allora no. Che cosa? E sei sempre stufa, sei sempre fiacca. Non è che abbia, che soffra di qualche malattia vascolare? Guarda, a me l'unica roba che so che è vascolare è a tovaglia finito mangiare, altro... Ho capito. Comunque, guardi, non saprei cosa consigliarle, ma anche perché per queste cose ci vuole un medico proprio. Cosa mi domanda a me? Cosa vuole che ne sappia io di queste cose che sono qua? Mi sto godendo lo spettacolo. È inutile che mi chieda a me queste cose. Ma lei ci se sono venire tante qua, altre basta persone. molto che andiamo avanti con questo spettacolo, per piacere, sindaco. Gialli in un minuto. Era una notte buia e tempestosa, quando la salma sparì dall'obitorio. Venne ritrovata il giorno dopo, ospite in un programma di Paolo Limiti. La donna per cui sono deperito 1,5 chili questa settimana si chiama Paola. Paola lavorava come cassiera alla cassa veloce di un supermercato. I primi tempi non me l'aveva detto che lavorava come cassiera, ma l'ho scoperto da solo. L'ho scoperto perché siamo usciti a cena 3 volte e ho dovuto pagare solo 2. Però in realtà, insomma, il fatto della cassa veloce mi aveva tranquillizzato quando me l'ha detto, perché pensavo, se lavora alla cassa veloce, le prime volte che faremo sesso, così sarà già abbastanza abituata. Io in realtà ero un po' diffidente verso di lei, perché di solito, non so se lo sapete, ma nelle casse veloci ci mettono le cassiere più imbranate.
Infatti le casse veloci in realtà sono più lente delle altre, perché queste con la scusa che hanno meno prodotti ci mettono quelle più nuove. E queste chiedono ogni 3x2 e chiedono Michela, a quanto stanno le uova? Michela, come si fa a far andare il bancomat? Michela, questa cosa non mi prende il codice a barre. E di solito la responsabile non si chiama neanche Michela. Comunque insomma uscivamo insieme, lei mi ha detto sì, io lavoro alla cassa veloce, sono un po' lenta, è vero, ma non preferisci una come me rispetto alle cassiere velocissime? Perché è vero, ci sono, quelle così velocissime. Una volta ne avevo una davanti, c'era un bambino nel carrello, ha preso il bambino, non mi prende il codice, a quanto stanno i bambini biondi? Era così, è vero, aveva ragione, insomma. Ero io subito dopo, in quella cassa lì, avevo preso una forma di caciocavallo, me l'ha preso, sono tornato a casa con 120 sottilette. Ecco, c'è da dire una cosa, lei mi ha spiegato che la differenza tra uomo e donna al supermercato si vede già dal carrello. Di solito la donna appronta la moneta, la tiene messa via. L'uomo no, si fruga, 20 centesimi, 10, e quando tira sull'euro in monetina di solito la dà una vecchietta che sta uscendo col carrello. Poi vai a riporre il carrello e hai in mano le 500 lire. Le vecchiette di solito hanno un vaso alto così di 500 lire e vanno a cambiarlo per arrotondare la pensione, in realtà, e ci campano tranquillamente. Il supermercato è una giungla, allora l'uomo non si rassegna, va bene, non prendo il carrello, vado col cestino. Nel cestino metti di solito il detersivo, metti 6 bottiglie di Coca-Cola da 2 litri, metti 5 kg di sabbia del gatto, e poi vai lì col cestino alla cassa, depositi tutto e dici, scusi, l'ernia la pago a parte o è in omaggio? Comunque poi alla fine, insomma, esce. Anche fare la spesa è difficile, ma anche per le uova, le cose più semplici del mondo. Ci sono le uova normali? No, ci sono le uova allevate a terra. Poi ci sono le uova jumbo, cioè allevate sugli aerei probabilmente. Cosa poi sanno di nafta, diventa un casino. Insomma, tutte queste problematiche mi balenavano davanti ogni volta che uscivo a cena con la cassiera. E a un certo punto mi sono incavolato, ci siamo lasciati perché lei se n'è uscita con quella frase. Io lavoro tutto il giorno alla cassa, beato te, che sei un comico e che non fai una mazza tutto il giorno. Ma io rimpiango Chiara Candiani, dai. No, non vengo dall'Iraq. Peggio. Vengo dal bagno. Non ci credete? E il bagno è come una giungla, è pieno di insidie. Avete presente quel film di Hitchcock dove c'era la ragazza che muore nella doccia? E la versione originale e l'assassino era l'idraulico, che le presentava il conto alla ragazza e le veniva una sincope. A proposito, c'è qualche idraulico in la sala? Niente, eh? Quando ne cerchi uno non c'è mai. Parlo di altre insidie. Parlo dei pericoli che ci sono nel bagno. Sto combattendo contro i nemici invisibili dell'igiene. Almeno credo. Sono invisibili. Però quello che è ben visibile sono le rughe e i punti neri. Domani le vengono anche a lei, signora, Non c'è niente da fare contro rughe e punti neri, ma por fortuna applico le arti marziali. Soy como Uma Thurman en Kill Bill. Te faccio fuori! Dove non arrivano le creme antirughe arrivo io, con la rottura degli specchi del bagno. Tutti li ho rotti. Mi sono collezionata 140 anni di disgrazie. Pazienza. C'è solamente l'ultimo, lo specchietto retrovisore dell'auto. Crede farla franca. Tanto quello è piccolo. Al massimo sono 2 mesi di sfiga. Non c'è problema. Te faccio fuori. Te rompo 1000 pezzettini. Già
che ci sono, quasi quasi rompo tutti gli specchietti parcheggiati qua sotto delle macchine, Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande, 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 le mie pene non me le ricordo. Buonasera, 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 io sono Norma, io vivo a Norma e vogliono chiudermi il mio ufficio rinnovo patenti. Dicono che solo guardandomi già si vede che è anni che il mio corpo non passa la revisione. Buonasera. Oddio, ma questo è un dio greco. Sì, sarò la sua fetta con le olive nere. Buonasera. Buonasera. Si siede in modo composto, per cortesia, senza divaricare le gambe, appoggia le mani sul tavolino. Va bene. E questo bel cappellino chi l'ha rubato? Sua nonna Belarda? Sì. Si sieda. Allora, senta, mia mamma sta cercando qualcosa per arrotondare la pensione e si guadagna bene a fare il comico. Sì. Bene, passiamo subito alla prossima domanda. Sì. Molto bene. Allora, investe un padone. Appoggia le mani sul tavolino, per cortesia. Qual è l'atteggiamento da tenere? Opzione A. Scendere ed urlare a tutti. Io l'ho investito, ma è stato lui a cominciare. Opzione, signorina non rida per forza, per cortesia si controlli. Opzione B. Se è carino e del sesso opposto, approfittare del fatto che è svenuto e ferito e chiaramente riempirlo di baci e di coccole. Opzione C. Chiamare l'agente di borsa e verificare se avete fatto un investimento a norma. Risponda. Forza! Allora, senta, non ha capito? Sì, ho capito. Lei ha problemi di comunicazione, immagino. comunico Guardi bene. un attimino se nel suo cervello c'è un po' di campo. Vedo. Senta, Sì. lei con questo occhio da condor, natalizio, Certo. con quel bel berettino. Le piace? Senta, cosa sussurra la sua compagna dopo aver fatto l'amore? Amore? Ti è andata bene? Opzione B. Amore, sei andata? Sei fredda come una morta? Opzione C. Amore, e se mi abbonassi a Sky? Risponda. La noto un po' teso, Si rilassi. Grazie. Si rilassi perché si deve scaricare, Quanta tensione.
Ma lo sa che io sono bravissima a fare i massaggini sacrolinguinali, eh? Guardi che fanno benissimo, soprattutto a me. Oh, mi dia la patente. Sì, Forza, ecco, un mi attimino. dia la Sì, sì, patente. ecco, e questo qua è un modello nuovo. Sì. Bonsai. Bonsai. Non la strappi, eh? Non stia a aver paura. No, non la strappo mica, Bravo. sa. Gustosa. Ma lei ha la patente da poco? No, perché sento un retrogusto di autoscuola, eh? Sì. Il nocciolo? Oh, poverino. Cosa c'è? È disperato. No, beh, insomma, la patente. Perché non sa Sì. come tornare a casa. Come faccio? Ma ha due opzioni. Bene. Opzione A, aspettare che la natura faccia il suo corso e io gliela dovrei rendere domani mattina. Anche se non sono sicura che la foto sia così nitida, beh, chiaro. Opzione B. L'accompagno io, Senta, si alzi per cortesia, cosa le hanno messo? L'attack sulla sedia? Lei che mi ha detto di Allora, stare- sì. la mia mamma ha comprato la vasca di idromassaggio. Sì? A norma. Ah, sì, prima fa le norme, subito dopo le bolle, anzi volevo dire a norma, e subito dopo le fatture. Viene a vederla. Ma insomma, io Si avvicini, andrei a- eh? no, Si passerei avvicini. di lato. No, se- perché io se posso mi fare la permette. sirena, Ho capito, no, eh? perché già la No. mia patente... Venga, Dio Ve- greco, venga- Poseidone. Poseidone, sì, Senta, sì. io faccio la sirena e lei potrebbe fare, visto che è il comico, il pesce pagliaccio, si può mettere già il berrettino, è già pronto, certo, eh? certo, Senta, sa che io ho tutte le saponette, sì, a forma di sgombro, di sì? pisato, di calamaro, Calamaro, sì, di la mia, cavalluccio la mia marino. patente, no, lascio Venga, lì, è il venga, nocciolo. sì, La mia patente... No, non vengo dall'Iraq. Peggio, vengo dal bagno. Perché rido? Semplice. Perché l'ho giustiziata, l'ho uccisa, l'ho ammassata, la bilancia. Dovevate vederla. Viti molle dappertutto, spalmate. E lei che mi chiedeva pietà, pietà. E quando te la chiedevo io, pietà, e te implacabile me segnavi il peso? Pietà, pietà, mi spiace. Dovete vederla mentre strisciava. È ancora viva, aveva ancora delle bollettine che si muovevano. E io niente implacabile, l'ho uccisa. L'ho giustiziata. E adesso mi sento un po' come gli americani, voglio fare giustizia. Vengo nelle vostre case e rompo tutte le bilance, Porto la democrazia in tutte le case, Peso per tutti uguale. Adesso basta, adesso finalmente posso mangiare quello che voglio. Basta con la Pizza, mierda. La pizza è un'ottima idea. E lei la pizza? Che bellezza! Sei bello come un cerbiato. Già mi vedo, io e te, sempre insieme. Che bello! Te che fai la pizza, io che faccio il bagno. Fantastico. Costruiremo una bella casa, accenderemo un grande mutuo e faremo tanti piccoli bambini. Che bellezza! Avrei delle consegne da fare prima. Ne parliamo dopo, va bene? No, caro mio, no, la dieta è finita, la dieta è finita, Signorina, capito? ho da lavorare. Scusate, siccome non c'è nessuno adesso, ecco, mi piacerebbe anche a me lavorare nel cabaret.
Io mi chiamo Roberto Serafini, sono uno studente universitario fuori corso e ho scoperto che uno dei lavori meno precari che ci sono è proprio quello del teatro, del cabarettista, e allora mi piacerebbe un po' imparare, anche se so che bisogna parlare molto, molto in fretta. Cioè, il mio idolo è Silvio Berlusconi, lui quando parla è un fiume in piena che non riesce ad arrestare. Già, non riesci. Comunque ho anche scritto delle cosine molto gaudenti che spero vi facciano divertire un frego proprio. Allora, mio zio non si potrebbe mai montare la testa, non capirebbe le istruzioni. Vabbè, insomma, si parte piano così. State cercando di smettere, vero? No, scusate. Ho un sogno nel cassetto, camicie stirate. Fortuna che c'è la mamma. È possibile dare gli arresti domiciliari ad un senza tetto? Questa domenica. E questa è peggio ancora perché non l'ho capita neanch'io. Se fossi uno psicologo correrei in banca perché ho il conto esaurito. Vabbè, insomma. Grazie papà. Siete la mia famiglia, domenica vengo a mangiare da voi. La mia ex era così stupida che un giorno le parlai di come scriveva bene Dostoevskij. Pensò subito si trattasse di un pennarello. Mia madre ha molta fantasia in cucina, riesce a fare da mangiare in tutte le posizioni. Grazie. Mi commuovete. Sta scendendo una lacrima. Sto leggendo Il Signore degli Anelli. Che delusione, pensavo parlasse di un testimone di nozze. Ieri mi sono autopunito e mi sono rigato la macchina. Grazie. È mia sorella putativa. Non amputativa, putativa. Una volta avevo dei dubbi, ora non ne sono più sicuro. Certo che con Chiara Candiani hai sempre un posto in prima fila. Bambini, quanti bambini ci sono presenti in sala? È il vostro momento, mandate a nanna i genitori perché stanno per arrivare su questo palco i due burattini più famosi del mondo, i due burattini del teatro di figuraccia, Fagiolino e Fagiolone! Ciao a tutti quanti! Ma che bello! Guarda, ciao! Ti do una sberla! Fate un altro applauso per piacere che devo andare di là! Ciao! Vado di qua, vado un po' di là, vado un po' di qua, vado un po' di là! Ciao ragazzi! Allora, cosa stai facendo? Faccio il pendolo! Ma cosa stai facendo? Fu, dai! Cosa stai facendo? Voglio andare a Zelig, fu, dai, vabbè. Allora, senti un po', Fagiolino, vado di stare in camuffa che ti controllo questa volta. Stai in camuffa, Sì. Oh, che bella gente che c'è! Oh, lo siete tutti vivi? Senti un po', ma allora, cosa hai fatto ieri? Oh, guarda, ieri non ho fatto nulla, perché ho vomitato tutto il giorno. E poi? E poi mi sono rimesso. Ma stai in camuffa, va, ma cosa stai dicendo? Ma mi scamuffi veramente tu, Mi scamuffi veramente, ti scamuffo sì, questo sì. è teatro realtà. Teatro realtà. Senti un po', questa settimana cosa hai fatto? Ma cosa ho fatto? Non mi ricordo cosa ho fatto. Cosa mi ricordo? Non sei andato a visitare un castello? Certo, è vero, mi ero dimenticato. Vedi? Questa che testa di legno. C'è una testa di legno, del resto. C'è una testa di legno, ho capito, dai. Cosa hai visto? Sono andato a vedere il castello dei fantasmi. Brrr, che paura. Non ho visto mica niente, Ah, sì? no? Ho beccato il giorno di cambio lenzuola. Ma perdonami per favore, stai scamuffati da solo che è meglio, guarda. Scamuffo lui, guarda. Scamuffati da solo. A proposito dell'orrore. Sì, Lo sai cosa fa una maestra zombie e cosa dice una maestra zombie agli allievi zombie? Ma dimmelo te. State decomposti! Scamuffati da solo che... Scamuffo, guarda. Scamuffa lui, per favore. Ti scamuffo, guarda. Allora. Sì. Allora. Ciao, guarda, riesco a fare così, guarda. Faccio così, guarda. Ma cosa stai facendo? Ma vieni su, no, di qualcosa di intelligente. Hai studiato questa settimana? Ho fatto un bisognino. Hai studiato? Certo, ho studiato per gli esami del sangue. Ma non si studia per gli esami del sangue. Infatti non ero in vena. Ma scamuffati, va che è meglio, vai, sbrigati. Guarda. Come si può dire? Ma insomma, una cacatina questa. Sì, vogliamo finire questo pezzo ignobile con una cosa seria e intelligente? Cosa ridi tu, cosa ridi, Figlia di Giovanni Rana, cosa ridi tu,
Oh, Eh sì. finisci qualcosa di Sì, intelligente. perché guarda, ho finito tutte le battute che avevo in serbo. E allora? Inizio con quelli in croato. Aspetta che mi scamuffo dentro. Scamuffati! Oh! Cosa fai? Ogni tanto mi tira la testa. Dai. Allora, Ascolta, Sì. voglio finire con una massima. allora, diciamo la massima. Palermo più 25. No, aspetta, questa è una, questa è non una fa cacatina, ridere. una cacatina. Esatto. Voglio finire con una massima. Sì, dai. Meglio un uovo in camicia che la fonduta nelle mutande. Ma se non ce l'hai neanche le mutande. Oh, è vero, ma a parte che non ce l'hai neanche tu, eh. No? Grazie, grazie. Siamo arrivati al momento d'attualità, come tutte le trasmissioni che si rispettino. Abbiamo un ospite sportivo, un alpinista. Voi tutti conoscete senz'altro il grande alpinista Ardito Desio che ha scalato il K2, lo conoscete tutti, vero? Bene. Noi abbiamo qui addirittura il nipote di Ardito Desio, niente po' di meno che Ardito Seregno. Prego, venga. Buonasera. Ardito Seregno, venga, Buonasera. Buonasera, fate Buonasera, applauso. buonasera. Ardito Sono contento di Seregno. essere qui, proprio bello contento. È contento? Qua, poi, non siamo proprio in montagna, però so come essere in montagna. Insomma, qui siamo in montagna. Certo. Ardito Seregno, lei è parente di Ardito Ardito Desio? Desio, sì, cioè? abito a Lissone. Vabbè, Nel siamo zona, va sempre bene, lì in sì. Brianza. Vero. Ci dica, signor Ardito. Allora, io questa sera voglio spiegare come si fa ad andare in montagna. Certo, l'alpinista... È molto importante. Come si fa ad andare in montagna? Ecco, prima regola quando andate in montagna. Sì. Se voi camminate in montagna Mm. e vedete che la montagna viene verso di voi Sì. e voi non siete Maometto, Mm. scappate perché sei una frana. Ecco, Importante, questo consiglio è importante. Questo è un consiglio che sarà molto Prendete nota, importante. questo consigli per- Poi bisogna mettere i pantaloni alla zuava. Certo, il pattone alla zuava. Io ho messo i pantaloni alla zuava. E allora? La zuava stava bene, io in mutande facevo schifo. Ma sì. Poi importantissimo, bisogna mettere una bella Sì. crema protettiva. Sì, certo, il sole per il sole? Certo, Io ho messo no. sulla crema protettiva, Eh. era troppo protettiva. Come troppo protettiva? Mi telefonava la sera a mezzanotte, dove sei? Non sei ancora tornato a casa. Vuoi capire veloci mica tontoloni, No, belli vabbè, svegli, senti. belli svegli vi voglio. Questo è molto importante. E poi? Ora faccio vedere come si fa ad andare su in montagna. faccia vedere, Importantissimo, faccia vedere. non bisogna mai andare su in montagna da soli. Sì. Bisogna sempre andare su con la guida. Bene. Io sono su con la guida. Però? Una guida francese. Ma dai. Sì, a un certo punto è caduto in un burrone. Che disgrazia. No, era vecchia nel 2001, Michelin. Anch'io una volta sono caduto in un burrone. Però? Non mi sono fatto niente. Meno male. Però sono uscito col colesterolo alle stelle. Dai che ce la fate, dai che ce la fate. Ce la fate, ce la potete fare. Ce la stanno spiegando, sì, lo burrone, so, va ci bene. vuole un po' di tempo. Allora, però. adesso, per questo bisogna andare in montagna con un gruppo di alpinisti bravi, no? Bravo. Io mi sono organizzato. Bene. Con un gruppo di alpinisti brasiliani. Ma come brasiliani? Sì, erano dei transalpini. Per favore, guardate, si sono presentati con le scarpe e col tacco. Ma come fa? Ho detto, cosa facciamo? Andiamo su con la cordata? Con la cordata? No, andiamo su col trenino. Ecco. Andiamo su. Molto bello. Posso vedere l'attrezzatura? Sì, faccia vedere l'attrezzatura. Prima cosa è l'imbragatura. Cosa Bellissimo. serve l'imbragatura? Ecco, a cosa serve l'imbragatura? Serve a niente. Sì. Serve a capire Come dove niente? sei caduto. A dove è caduto? Dove è rimasta l'imbragatura? Ecco, per quello che è arancia. Certo, perché si vede anche di notte. Si vede che di notte. Poi guarda qua, Sì. c'è la corda. Sì. Ecco, questa qua è la cosa molto importante, non bisogna mai tagliare la corda. Mai. Certo. E poi che è il nodo 8. Nodo 8. Lei conosce il nodo 8? No. Allora facciamo così, chiamiamone altri 6 così lo facciamo. Comunque a un certo punto mi dicono, Ardito, hai il moschettone. Cosa sei il moschettone? Che cos'è il moschettone? Cosa sei il Mi metto moschettone? ansia, scusi, cos'è Io sto pensavo moschettone? che il moschettone fosse un insettone Eh? che volava sullo stronzettone. Ardito, E per invece piacere, no, cioè, il moschettone è questo qua. Ah, ecco. Si attacca al chiodo. Al chiodo, si Io attacca, adesso ho la maglietta, però quando esco ho il chiodo lì appeso all'attaccapanni. Alla sua età va in giro col chiodo. Sì, lei. capire veloce Sì, che l'ho questa capito, non è l'ho difficile. capito. Sai che Bene. una volta ero su a 5.000 metri, ho visto un uomo congelato. Ma dai. Sì, gli ho chiesto dov'è la gelateria. Ma che... Però Ma volevo non dire- è serio, no, per ma dire, scusi, no? allora, Comunque posso sì. far vedere la moderna tecnica di arrampicata? Va bene, faccia allora, vedere quando lei la si trova davanti sì. alla parete, Sì. i moderni alpinisti mettono una polverina bianca per aderire bene certo, sulla... perché Capito? sì, allora ho detto, provo sì. anch'io. Ho messo su sta polverina bianca. Wow! Non era quella polverina lì. Come? Sono salito su al K2 ci in 5 credo. minuti. Sai che ho incontrato sopra? Chi ha incontrato? Lapo. Ecco. Sì. Lo sapevo. Ma mica era da solo, no?
Era lì, seduto. Era anche lui in compagnia. Da chi? Un gruppo di transalpini. Per anche lui, favore, sì. Ardito. Di Torino però questi Ecco, qua. senta, Posso far vedere il kit? Dobbiamo chiudere. Bravo. So che lei ha portato un kit. Sì, Ecco, ho portato cosa- un kit di sopravvivenza. Kit che è di molto sopravvivenza, importante. ecco. Questo Dove- kit dove- è molto importante. Cosa mi sono fatto fare a Napoli? A Napoli, come si chiama? Kit e Murt. Senta, venga via, per piacere. Non posso andare Per via. piacere, Grazie, venga scusa, via. disturbato, No, scusi, Questo qua, queste buonasera. cose non si Questo possono. è molto bello. Grazie, Per è stato piacere. molto gentile. E allora? Santa papà. Che simpatici questi alpinisti. Signor Duilio, posso Dimmi. parlarle di una confidenza? Dimmi. Mi sono innamorato di una ragazza meravigliosa, si chiama Chiara Candiani. Questa è una bella notizia, dove hai detto conosciuta? Online. Ah? Nel web. Dove? In internet. Cosa vuol dire sta roba? Come faccio a spiegargli? Allora, due persone la cui identità è crittografata da un nickname si collegano in una realtà virtuale, nella dimensione virtuale, dove possono interfacciarsi ad altri utenti collegati da tutto il mondo grazie al framework del network. In chat? Vabbè, ma non usiamo questi paroloni adesso. Comunque, lo puoi sa, capirsi. signor Duilio, le ho... Dimmi. Si pensi che le ho anche spedito una foto. Tua? No, dei miei non ne trovavo. Ah. Ho mandato quella di Brad Pitt. Certo Brad Pitt, è giusto? Lo so che sta pensando Eh. che Brad Pitt non porta gli occhiali. Questo pensavo. Però, aspetti, guardi un attimo. Ostia, va Brad Pitt! Ciao Brad! Ma no, sono Agostino! Non capisce? Oh, Signore santo. A lei è deficiente fisso questo qua. Non si dice fisso a una persona. Lo sai. Ma io te che mandare manco una foto sua. No, ma io la amo nella fiducia. Lo sa perché? Perché Chiara Candiani è unica, è una persona, una donna singolare. E qua te ci piacevada. Guarda che quando che mi sono sposata anche a mia era una donna singolare. Dopo però è diventata plurale. Sai quanti chi che la butta su? Andiamo avanti con spettacolo. Oh, va. signore. Le canzoni sono importanti, le canzoni possono esprimere sentimenti, addirittura possono esprimere profumi. Attraverso le canzonette si può parlare anche di profumo. Dammi il tuo profumo, dammi il tuo profumo, bello, bello incredibile, coi piedi neri quell'odore micidiale, bello, inavvicinabile, coi piedi neri e punti neri da schiacciare. Ti stai spalmando di certo di gel, puzzi di pesca, di quella marca fanno il 2x3, qui giù alla Despar. Shampoo da uomo poi, ne paghi 2, prendi 6. Lasciatemi spruzzare col deodorante in mano, lasciatemi spalmare il dopo barba piano piano. Io voglio esagerare, sembrare Califano, mi voglio profumare, scendo al quarto piano. Sto ascensore è una camera a gas, c'è una puzza che dà vomitar, di profumo ne hai messo un barile, di sicuro qualche bottiglione. Na 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 na. Di lavanda mi inondo con litri di Saint Laurent, ora le
arriva e forse si cucca, sciacquola la gengiva. Pronto, minuto, e sembro una zoccola ormai. Nelle mutande ne ho messo di più perché non si sa mai. Grazie a Roma, con poche gocce mi fai cuccare ancora. Grazie a Roma, grazie a Roma, con poche gocce mi fai fruttare ancora. Ladies and gentlemen, questa sera vorrei dedicarvi la canzone americana, un momento tutto mio, io, la mia chitarra. Peccato che non ci sia qui la mia band. Eccetera. Scusi, se mi è permesso, se dal caso che io sia anche il tastierista di Tony Sentimento, potrei, scusi, io mi approfico. No, gentilmente non tocchi, ma lei sa suonare? Io sono un esperto di elettronica, pensi che colleziono tutte le pianole tastiere dal lontano 1946. È una mia prerogativa quella di sapere. Cosa servono le cose bianche? Guardi, lasci stare perché comunque non c'è nemmeno il cantante, quindi non è il caso di fare... No, il cantante c'è, come è un mio amico americano, si chiama Johnny. Johnny! Dall'America del Nord, Johnny! Eccolo qua. Scusi, ma lei è americano? Io sono messicano. Ma di dove? De Pordenón. Ok, tocamos. Sento la nostalgia del passato, quando la mamma mi ha lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia bella. Sento la nostalgia del passato, quando la mamma mia mi ha lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia bella. In questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te, o Romagna mia, o Romagna in fiore. Tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare, o Romagna in fiore. Gracias! Cabaret Candiani, eccoli qua, bene! Sono stati con voi questa sera il nostro Sinatra, nel senso di The Voice, Emiliano Trolese! La Pantera Verde del Cabaret Candiani, Anna Marcato! Su di lui anche la sfiga, è una battuta, Roberto Serafini! Ma, eccolo qua! Scusate. Facciamo questa battuta in zona... Permettetemi una battuta in zona, Serafini. Perfetto. Vai. Grazie. Sii schizofrenico, non sarai mai solo. Grazie. Piace alle donne, e anche questo è un grande giallo, Fabrizio Calciani. Il Gino Premieri dopo Chernobyl, Gianni Stoppelli. È un comico obiettivo, come l'Iraq, Pierpaolo Paganelli. È una mina vagante, Isa Gilla. In Cina lo chiamano Phantom Sentimento, Tony Sentimento. A esibirsi hanno veramente un bel fegato alla veneta. Marco e Pippo! No, un po' di concentrazione. Lui e la pizza ormai sono fidanzati. David Riganelli. Più che un seduttore è uno seduto. Dado Tedeschi. Gli unici
10 fagiolini che restano sullo stomaco. Diego e Paolo. Il suo cognome richiama la Bobit e non solo il cognome, Linda Bobbo. La palla da biliardo del Cabaret Candiani, Maurizio Feraco. Feraco, scusi. Cambiano formazione ma restano idioti uguali. Paolo Fabbrica. È stato il nostro padrone di casa, Cesare Gallarini! La mia stellata, io canto per te, oh Romagna mia, oh Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Questo programma è stato offerto da Corriere del Veneto. Bentornati a Candiani Factory. Vedremo il cortometraggio La luce giovane di Enzo Tataranni ed Elisabetta Favaretto, vincitore della scorsa edizione di Raccontare Mestre. Parleremo poi con i nostri ospiti, Pier Antonio Tomasi, Riccardo Caldura, Isabella Scaramuzzi e Francesco Finotto, e chiuderemo con gli appuntamenti al Centro Culturale Candiani per tutta la prossima settimana. Allora, mi chiamo Enzo Tataranni e di professione faccio l'educatore. Allora, io sono Elisabetta Favaretto, ho 26 anni e studio filosofia. E sono uno degli autori del cortometraggio La luce giovane. Ho partecipato alla realizzazione di La luce giovane insieme a Enzo. È un cortometraggio autobiografico sulla mia vita. Si è trattato di porre gli accenti in punti diversi. Ovviamente è un'opera che ha dei limiti tecnici, però è una realizzazione che noi abbiamo potuto fare e abbiamo potuto mostrarvi, e questa è già qualcosa di enorme per quanto riguarda tutti i giovani filmmaker come noi. Io e Elisabetta siamo molto felici dell'occasione che ci ha dato il Candiani. Per noi è stata un'emozione anche vedere un pubblico di gente sconosciuta che assisteva reagendo dove pensavamo reagissero, e insomma è stato bello, è stata una bella esperienza. Noi siamo stati onorati anche per aver vinto la sezione Raccontare Mestre, e contiamo quindi di poter proseguire quella che è stata questa opportunità che ci è stata data dal Candiani. Da 30 anni addosso, fermo non so stare in nessun posto. Sono cresciuto a Favaro, nella stessa casa dei miei nonni. Venivo spesso a giocare qui, ma adesso ci hanno messo un centro commerciale. Poi ci siamo trasferiti a Marghera, nel famigerato quartiere Città. Dolcetti ieri riscaldato alle 8, i compiti fatti in cucina nella luce bassa della sera prima, dalla parte di Spessotto. Mi piaceva molto giocare a calcio, però nel campetto dove giocavo a un certo punto ci hanno messo una chiesa. Sono diventato faticosamente ragioniere. In questa scuola ho fatto un sacco di cose per la prima volta, tipo innamorarmi, ubriacarmi, interessarmi di politica. Queste sbarre però allora non c'erano. Odiavo i militari e la disciplina, e allora ho fatto l'obiettore nei servizi sociali di Chirignago. Questa piazza neanche esisteva. Se lavori con la gente, vedi tanto dolore. Ricordo quella vecchina che mi ha pianto addosso per un'ora perché il figlio in carcere aveva tentato il suicidio. Piangeva, piangeva, piangeva. Poi a un certo punto ha smesso e si è spruzzata del profumo. Poi ho lavorato alle poste centrali e neanche questa piazza esisteva. Tutta l'estate del 98 a timbrare raccomandate. Non mi sono mai annoiato tanto in vita mia. Quindi ho lavorato allo Shan, che già c'era.
Riempivo gli scaffali di merendine, di notte a negozio chiuso. La cosa più bella era uscire e vedere il sole. Intanto mia sorella mi aveva fatto diventare zio. Madonnina, Madonnina di Marghera, quelli che ti mettono incinta e poi neanche ti sposano. Poi mi sono trovato un lavoro stabile. Facevo il portiere d'albergo all'Hotel Residence Elite. Allora era molto più piccolo. L'ala nuova era ancora in costruzione. Ho fatto per 1 anno e mezzo un lavoro che assolutamente odiavo. Cosa volete? Mi volevo sposare. Poi la ragazza mi ha mollato. Io ho avviato una serie di rivendicazioni sindacali con la proprietà e alla fine mi sono licenziato. Allora sono tornato a lavorare con le persone, nella comunità per ragazze madri tossicodipendenti Villa Renata, al progetto Aurora. Adesso la comunità si è spostata e qui ci abitano i curdi. Sapeste quanto dolore ho visto lì dentro. Storie di disperazione, di morte anche, e di bambini abbandonati, bambini abbandonati, bambini abbandonati. Mi si spezza il cuore ancora adesso se ci penso. Allora ho avviato una serie di rivendicazioni sindacali e poi mi sono licenziato. Intanto mia madre si era presa il cancro. Madonnina, Madonnina, qui è difficile anche morire, sai? Ho lavorato per un breve periodo presso il laboratorio Contatti, al CERT di Venezia. Facevamo cornici, portapenne, cartelline, cose così. Utenza a bassa soglia, si dice, ossia gli ultimi fra gli ultimi. E io ero con loro. Ricordo una volta che la radio ha mandato i Giardini di Marzo di Battisti e ci siamo messi a cantare tutti insieme. Le mie mani, come vedi, non tremano più, ma il coraggio di vivere ancora non c'è. Poi ho deciso di cambiare ancora. In 6 mesi mi sono preso un altro diploma, e anche con un voto alto, e ho cominciato a lavorare all'asilo nido Taratapita. Sembra incredibile, ma già a 2 anni si vedono delle differenze enormi tra bambino e bambino, tra famiglia e famiglia. Capisci che alcuni partono con delle strade più tortuose di altri. Capisci che qualcuno parte già fregato. Quando questi piangono, mi viene voglia di dirgli: ok, capisco, ma adesso basta piangere. Tu non te lo puoi permettere, devi darti da fare fin da subito. Recentemente ho avviato una disputa sindacale con la direzione e io cerco di imparare dai miei errori, ma mi sa che mi licenzio un'altra volta e so che non mi fermerà la splendida ragazza con cui sto ora, né il fatto di dover pagare la nostra nuova casa. Quindi adesso dovrò ricominciare, un'altra volta. Boh, non so. Vedo i miei amici, quelli nati bene, con un percorso di vita regolare. Adesso sono laureati e guadagnano bei soldi. Io sento di assomigliare alla mia città. Io e Mestre non siamo nati bene, o quantomeno ad un certo punto ci siamo sentiti destinati a crescere, solo questo, solo crescere, senza una guida, senza un piano. E non so neanche se Mestre poi, cambiando, piazze, strade, chiese, parchi, non lo so se è diventata più bella. E quando penso così divento triste e vedo tutto buio. E quando vedo buio, io vedo buio sul serio. I Ching però dicono
che quando il numero delle grandi tenebre aumenta ancora di 1, in quel momento appare la luce giovane. E allora mi dico, ok, capisco, ma adesso basta piangere, non te lo puoi permettere più, devi darti da fare. E mi spruzzo il profumo e mi preparo a cambiare di nuovo, come i giardini di marzo che si vestono di nuovi colori. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi a un fianco un capo di cesti, tu muori. Se mi aiuti son certo che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarina i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima cieli immensi e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere è quello. Candiani Interview, lo spazio di approfondimento sulla città. Sono nostri ospiti quest'oggi Pierantonio Tomasi, Riccardo Caldura, Isabella Scaramuzzi e Francesco Finotto. Che cos'è secondo voi una città? Non è un oggetto definito, è un oggetto da definire e di conseguenza è più un processo che una cosa fatta, è qualcosa che si viene definendo attraverso le pratiche che non soltanto le amministrazioni ma i cittadini e soprattutto direi anche coloro che hanno a che fare con la cultura vengono definendo. Cioè la città non è un oggetto, è un processo. La città in Europa è la forma dell'identità, un luogo fisico che permette alle persone di riconoscersi dentro una tradizione formale e costruttiva importante. C'è un problema che la modernità ha dissolto questa città, ha portato questa città nel territorio, l'ha dispersa, diciamo così, e questo crea un disagio perché mette appunto a rischio, a repentaglio, quel nucleo profondo di identità delle persone. La città non è più quella di una volta, cioè noi siamo di fronte in Italia, in Europa, eccetera, a una città che non conosciamo e che se analizziamo quei vecchi stereotipi, non solo la città murata, ma anche la città industriale ottocentesca del Novecento, non capiamo più che cos'è la città. Credo che Mestre sia un bell'esempio di una città diversa che non conosciamo ancora. Che cosa ne pensate della città di Mestre? Sembra una bella città, questa è un'ottima struttura, peccato che non ci sono scale qua dentro. Ecco, se avete problemi di polpacci, ginocchia, venite qui ed allenatevi. Centro Culturale Candiani, lo conoscerete tutti. Se avete problemi, non andate in palestra, non iscrivetevi a fare step, quelle cose lì che si pagano. Venite qua, fate su e giù 3 volte e avete delle gambe che sono come quelle di Vieri, per cui tranquilli.
Mestre è una città cresciuta in un periodo di boom industriale, in modo particolare aveva l'esigenza di offrire abitazioni a basso prezzo, a basso costo, e quindi non è stata curata molto nelle periferie. Però credo che le scelte fatte negli ultimi 15-20 anni siano certamente di un forte miglioramento della città diffusa. Mestre è nella forse straordinaria condizione di essere un laboratorio urbano e probabilmente proprio nella sua non definizione amministrativa, perché è parte della città di Venezia, quello che a mio avviso potrebbe succedere è che la ridefinizione dell'intero comune di Venezia parte da Mestre, cioè sarà Mestre probabilmente a ridefinire il comune di Venezia nel suo complesso. Per quanto riguarda i servizi bisognerà lavorare ancora molto, secondo me, anche se, per fare un esempio eclatante di questo tempo, l'ospedale nuovo di Mestre sarà un punto di riferimento per tutta l'area metropolitana. Mestre è una città giovane in formazione, Mestre è una sorta di luogo in cui Venezia ha spinto, portato, mandato, se volete, la modernità. Questo ha creato però un problema, perché la modernità è senza centro. Si è rotto il centro-periferia, per cui luoghi che prima erano considerati, per dirla come i veneziani, i grebani, adesso invece hanno caratteri urbani addirittura più forti di quelli che possono avere i tradizionali centri città. Venezia è un paesaggio chiuso, finito, dove non è possibile modificare senza degradare. Un paesaggio di transizione invece è un paesaggio che ha il coraggio di mettersi in gioco, di accettare la sfida del cambiamento, di rischiare di accogliere, come dire, i semi della modernità, della contemporaneità, e di costruire un'immagine nuova. Quello che ancora non si vede a volte è più importante di quello che si vede. Una città si fa anche non soltanto dell'autospecchiarsi, ma si fa anche della capacità che ha di essere percepita fuori simbolicamente dalle mura, simboliche. Cioè, nel senso, è importante cominciare a tessere relazioni extra area urbana che rendano visibile e in qualche modo anche appetibile culturalmente come luogo la città di terraferma. Mestre provincia, io lo auspico a tutti gli organi provinciali e non solo, affinché Mestre possa ottenere la sua autonomia.